il Veneto. A Roma l'audizione del presidente Luca Zaia da parte della Commissione parlamentare per il federalismo fiscale. A Venezia il voto in terza commissione del PDL 43, la legge con cui il Veneto ha intenzione di formalizzare le richieste di autonomia al governo nazionale. Nella prima audizione a Palazzo Mancuto, Zaia, accompagnato dai tecnici, professor Maio Bertolissi, professor Luca Antonini e da Maurizio Gasparini, ha incassato le perplessità prevedibili di alcuni componenti della commissione. Punto focale la questione risorse, 9/10 del residuo fiscale, a detta dell'avvocato dello Stato, minerebbero il principio di sussidiarietà delle regioni, secondo il quale le regioni virtuose devono aiutare quelle che fanno più fatica. In sede di audizione sono state evidenziate con numeri e slide le penalty del Veneto con i tagli lineari, meno 47% dei trasferimenti nazionali rispetto al 2011, un taglio solo alla sanità di 971 milioni di euro, cifre che motivano la richiesta di passaggio alle regioni o province a statuto speciale confinanti di molti comuni. Il primo esempio è quello di Sappada, che ha già ottenuto dal Parlamento l'ok. Zaia ha posto anche l'accento sul debito pubblico, che ammonta a 33 miliardi di euro, parlando di sprechi nazionali, e ha ironicamente detto si decide allora che il Trentino abbia uno sbocco al mare, sostenendo una provocatoria scomparsa del Veneto. A Venezia intanto si consumava la spaccatura in terza commissione, con i membri del PD che uscivano dall'aula al momento del voto, un gesto motivato dalla mancata chiarezza sul come saranno reperite le risorse per l'autonomia da parte della maggioranza.